Tecnicamente abbiamo consentito di creare con degli oggetti normalissimi come le maschere Decathlon o come i filtri che lei ha visto che si trovano in commercio nei negozi di filtri, abbiamo creato queste apparecchiature visto che non riuscivamo ad averle dall'estero o dalle fabbriche italiane. Una task force d'eccezione, da imprenditore a imprenditore in una catena di competenze che gratuitamente si sono messe a disposizione per l'emergenza. Decathlon ha fornito le mascherine da snorkeling. La Solid Energy, azienda che opera all'interno di un circuito di centri di stampa 3D, ha creato dei connettori da collegare a dei normali filtri per trasformare quella maschera da sub in un vero e proprio dispositivo di protezione. Quella specie di, diciamo, di bozzoli che si vedono sopra, che sono i portafiltri, li stampiamo in 3D. Noi abbiamo 2 fabbriche digitali, una vicino a Bologna e una a Ponzano Veneto, qui vicino a Treviso, dove noi stampiamo, ormai abbiamo una capacità di circa 500 pezzi al giorno, stampiamo continuamente questi pezzi in modo da consentire agli operatori di non dover avere il casco, Certo, la mascherina, mascherina, cioè più componenti, no, che abbiamo visto esatto. della vestizione, no, di chi lavora in prima linea. Ad avere per prima l'idea l'azienda Easynova, che ha collegato queste mascherine alle prese d'ossigeno degli ospedali, in modo da realizzare una maschera per le terapie subintensive che oggi in molti ospedali continuano a mancare. Da qui l'idea, attraverso la potenza della stampa in 3D, di realizzare anche dispositivi di protezione. Che noi abbiamo avuto la richiesta il giorno 22 marzo da un ospedale emiliano, precisamente di Sassuolo, abbiamo avuto questa richiesta la notte del 22 marzo e la notte del 23 marzo, praticamente nel giro di 36 ore, abbiamo elaborato i progetti in una nostra controllata che si chiama Solid Energy, che ha sede a Bentivoglio. Abbiamo elaborato i progetti, abbiamo iniziato a stampare immediatamente.